Inizia una nuova era per Rossano Veneto, che si è riunita in piazza per dare l'addio al vecchio patronato cittadino. La struttura verrà abbattuta per fare posto a nuovi edifici e nuovi spazi. A dare il colpo di ruspa è il sindaco Morena Martini, sotto gli occhi di mezzo paese, di molti colleghi e dei rappresentanti della regione. È storica perché finalmente iniziano i lavori di rifacimento della nostra piazza e iniziano con l'abbattimento dello stabile alle mie spalle, che ha ospitato per tanti anni le scuole medie e tutte le attività parrocchiali legate al catechismo. E dopodiché ci sarà il secondo stralcio con la ricostruzione di 2 edifici completamente nuovi, il terzo stralcio infine la pavimentazione della piazza. Cadono mattoni e calcinacci dal vecchio patronato e si portano appresso i ricordi di almeno 2 generazioni, cresciute in quelle stanze molti anni fa. Ma l'abbattimento nelle intenzioni dell'amministrazione deve essere il primo passo di una rinascita. Un pensiero a tutti coloro che hanno contribuito a costruire quello che noi oggi abbattiamo, che non è più funzionale da 20 anni ed è di fatto da 20 anni abbandonato. Non devono vederlo come un dispetto o come la morte di qualche cosa, ma di fatto è una rinascita. È contribuire ad onorare la memoria di chi ha voluto questo edificio per i ragazzi e per le famiglie, perché quello che lo sostituirà sarà un edificio moderno, funzionale, con tutto l'efficientamento energetico che oggigiorno è richiesto per le famiglie e per i ragazzi, quindi la memoria di quello che è stato continuerà a vivere.